Quella alle mie spalle è la cava Morganella. La cava Morganella si trova parte in comune di Ponzano Veneto, parte in comune di Paese. È una delle cave più grandi di tutta la provincia di Treviso. Attualmente hanno scavato a una profondità di circa 30 metri. Quello che vediamo non è un laghetto, ma è la falda acquifera affiorante. Adesso siamo molto preoccupati perché questo consorzio di proprietari, di cavatori, perché i proprietari sono ben 3 per questo bacino estrattivo, hanno presentato un progetto alla Regione Veneto con il quale chiedono di scavare addirittura per 65 metri in profondità. Questa è una operazione per la quale ci trova fortemente contrari, perché il rischio è soprattutto quello idrogeologico, il rischio è quello di mettere in contatto diverse falde acquifere, perché le falde acquifere sono separate tra loro con strati di terreno impermeabile, e quindi mettendo a contatto queste falde acquifere si rischia di portare il carico inquinante presente nella falda più superficiale, che è la falda che purtroppo è un mare chimico di sostanze, di portare questo inquinamento anche alle falde più profonde, che poi sono le falde utilizzate dai pozzi che vanno ad alimentare i consorzi acquedottistici. Quindi abbiamo un grosso problema anche per quanto riguarda l'acqua. Come associazione, come comitati, abbiamo scritto alla Commissione VIA in Regione Veneto presentando numerose osservazioni a questo progetto, chiedendo che la cava venga finalmente chiusa, perché questa è una cava che vive grazie a proroghe su proroghe e quindi dovrebbe essere chiusa e finalmente ricomposta. Queste numerose osservazioni sono state mandate a questa commissione, è stata chiesta anche una cosiddetta inchiesta pubblica, è stata concessa, siamo stati convocati a Venezia per parlare di questo problema, però dopo 3 giorni dalla convocazione abbiamo ricevuto un telegramma che questa commissione VIA non si riuniva più. Abbiamo chiesto informazioni e la risposta è stata quella che il comune di Paese, uno dei 2 comuni interessati territorialmente a questa cava, ha detto che voleva rinviare a data da destinarsi questo incontro. Siamo molto preoccupati perché non capiamo il perché un comune interessato da questo ulteriore scempio ambientale non voglia andare subito ad affrontare questa problematica a Venezia in sede di commissione VIA, ovvero la commissione per la valutazione di impatto ambientale. Adiacente a questa grande cava, nel tempo sono state autorizzate addirittura 2 discariche, una discarica per rifiuti urbani e un'altra discarica per rifiuti inerti. Purtroppo è accaduto che nella discarica per rifiuti inerti nel tempo sono stati scaricati anche rifiuti tossico-nocivi. C'è stata una inchiesta della magistratura, un intervento, un sequestro dal Corpo Forestale dello Stato e alla fine c'è stata anche una condanna penale del titolare di questa discarica, che è anche titolare di parte di questa cava. Quindi con questo progetto di approfondimento c'è anche il rischio che il contenuto dei rifiuti di queste 2 discariche, che sono a confine con la cava, con il tempo possano anche scivolare all'interno, andare nella falda acquifera e creare un ulteriore inquinamento che si va ad aggiungere all'inquinamento già in essere della falda acquifera più affiorante, che noi possiamo vedere in forma di laghetto dietro le nostre spalle.